Pronto papà? Sì, allora prima di tutto tanti auguri. Ho saputo, io non te lo tenevo sopra il cielo, però tanti auguri. Allora, lo teniamo. Kevin no, è per forza. Ma tu hai capito quello che non abbiamo potuto vedere? Perché per la sfortuna, per il fatto dell'infortunio, cioè veramente la sfortunio. Dai! Questa è l'ultima e mo che vedete questo video io sono molto più vicino a voi di quanto possiate immaginare. Dai! Bella palla, vai Elmas! Vai Santos! Subito! Mannaggia! Non ha voluto tirare con sinistra! Era l'assist di Elmas, lo capisco. Ue. Sta una a terra che si contorce. Bravo Santos! Ma sta ancora killer. Senti, questo è Rachmani a colpire i pugni del portiere. Non l'ho mai sentito una cosa del genere. Via, cambio. Questo non è Patrick, ma almeno non sento che Rachmani ha colpito i pugni. Dai. Bravo Højlund, provaci, bravo. Ma non penso proprio che era fuori gioco. Non credo proprio. Bello, hai proprio sicuro? Sei sicuro? Già ce l'abbiamo lo sticker, tu sei sicuro? Già ce l'abbiamo. Aggressiva l'Udinese, eh? Bella palla, Guti! È mortale, peccato. Vabbè, Vergara, Elmas a sinistra, ma no, peccato. Vabbè, è meglio ora che non prima e non dopo. Ah no, Kevin. Figurati se non dovevamo chiudere con un infortunio. Ti prendi comunque 6,5. Parte a sinistra. Sì, Elmas deve fare quel lavoro su Solet. Solet che è quello che imposta meglio da dietro. Vai Politano. Per l'Udinese che è importante. Vai Di Lorenzo, bravo. Mamma mia, bravo Meret, mamma mia. No, la parata è quella là che poi diventa centrale. Bravo. Olivera. Piglia Elmas. Bravo Rachmani, come siamo usciti bene. Stiamo giocando nella pressione anche con un po' di fazzoletto di sfortuna, un pochino, però è bello. Mi piace, no? Il bel gioco, Sarri. Vado scordate comunque gli attacchi di cuore quando facevamo quelle cose. Vabbè, sia con Sarri che con Gattuso. Bravo Elmas, vai Elif di sinistra. Si sta facendo trovare sempre bene tra le linee. Quanti falli su McTominay, basta. Bravo Højlund, mamma mia, che torre che è. Polità. Oh! Mannaggia. Bravo Polità, vai di Lorenzo. Stavi là. E angolo. No? Mamma mia che palla di De Bruyne, ti prego segna così vediamo un sacco di replay di questa palla di Kevin. Mamma mia, di destro, bravo Højlund, ma la palla di De Bruyne non esiste, non sta in piedi. Dai, i giri giusti, i tempi giusti, ma vaffanculo. Pronto papà? Sì, allora prima di tutto tanti auguri. Ho saputo, io non te lo tenevo sopra il cielo, però tanti auguri. Allora, lo teniamo. Kevin no, è per forza. Ma tu hai capito quello che non abbiamo potuto vedere? Perché per la sfortuna, per il fatto dell'infortunio, cioè veramente la sfortunio. Ok, quindi non c'è problema. Ok. No, almeno lui, perché poi l'allenatore vediamo. Ci vuole un allenatore bello grosso, grosso nel senso importante, magari italiano, un allenatore che è nato nel nostro paese, poi ne parliamo. Bravo Højlund. Scotti! Costerà assai Højlund, Gli attaccanti l'anno prossimo sono Malen, Højlund e Lautaro. Bravo Rachmani! Stanno alternando, una volta va a destra Kevin con Elmas a sinistra. Bello, il caos. Dovete accettare il caos. Bravo Matteo. Lo sentite Conte? Non lo so se lo sentite Conte. Io l'ho sentito prima, ma lo sentite come sta urlando, come sta sul pezzo, come ti dice bravi le cose. Ci tiene. Guardate Bruyne braccetto che lancia Di Lorenzo. Analisi tattica, madonna mia. Non lo so se la riuscirò a fare. Iscrivetevi al canale, lasciate un like, ve la faccio, prometto. Forza. Bravo Lobo.
Elif. Bruyne con la fase difensiva da braccetto. Signori, voi vi dovete chiare la libretta, ve la chiate, sai come si dice quando avete delle idee che non esistono sul campo e vi chiate la libretta. Non so nemmeno se significa proprio quello, non lo so, dovete arrendervi. Højlund! Oh! Non l'ha toccato il pallone, Cabasero, non penso, il pallone non lo prende. La spalla, dai. No, vabbè. È un piccioncino, è un arbitro giovanile, nel senso appena nato, ancora non vola, zampetta insomma nell'aia. Ah Gesù. Ah racca che sfortuna, mamma mia, ta. Meretta le farfalline, le Saponette. Alex Saponette. Tutto a posto. Comunque 33 presenze, 17 partecipazioni al gol tra gol e assist. Me lo trovate un attaccante così, di quella età? Ci ragioniamo, ce lo portiamo come vice Højlund però, perché io lo voglio, non so voi. Più i gol, quelli là che hanno dato l'autogol, più i gol, quelli che gli hanno annullato, più tutta una serie di cose, signori e signore, è morto pure la bot. Fate entrare Oriali, che secondo me è più in forma di tutti. Mamma mia. Una carneficina. Io mi immagino pure gli altri, no? Quelli là che devono andarci al mondiale. Con quale paura giocano, che c'è proprio una cappa, una maledizione. Manco hai capito, per avere le sostituzioni, quelle là belline, sai, contini, quelli che hanno giocato di meno per gli applausi. Bravo Meret. L'uscita. Signor Piccioncino, e mazzata su Højlund, ma anche basta, eh? Bravo Gilmour. Bravo Oliveira. Politano subito, bravo, vai, dillo, dimmelo. Da Gutierrez. Vabbè, a me piace la giocata, cioè vedere una rabbona, vedere una trivella, è bello, il calcio è anche questo, giusto. Politano, fallo pure tu. Fa niente. E ancora Højlund, ancora spinto, bravo. Questo è il primo tempo della verità. Proprio, cioè una partita buona, giocata bene, anche con gioco, bel gioco, velocità, triangolazioni e con gli infortuni. Proprio la verità di questa stagione, che non si può negare, in teoria non si potrebbe negare. Lasciate tanti like, tipo 3500, di modo che faccio anche il resto dei video, quelli là che piacciono a voi. Io ti consiglio la sera la metformina, perché tu prendi la metformina, prendila da 1000, perché tu la sera mangi e quindi lo Slomet da 1000 forse è meglio. Dai il giusto saluto a JJ, dai, grande anticipo di JJ, bravo. Attento, Polità, attento. Ah, Gutierrez, la potevi controllare. Bravo Juan. Ah, che peccato. Aiuto, facciamoci rispettare, stanno giocando a calci. Basta. Bravo Di Lorenzo. E che cazzo. E spinge a Gutierrez, e il fallo gratuito su Gilmour e basta. Kevin anche generoso, con questo tiro ha regalato un pallone a un fortunato. Dai, Solé mi piacerebbe proprio molto, quelle vibe Koulibalynesche, meno elegante forse, ma più potente, più. Bravo Juan Jesus. Hi Bobby. Show me. Right here. Perfect. No, I mean I'm looking there. Perfect. È sceso molto meno Di Lorenzo in avanti, perché lo devi considerare in quella zona. Buxa, c'è Guay e c'è sta pure Davis, tutto quanto in campo. Qua con grande esperienza Rachmani su Davis, al limite del fallo senza farlo. 60esimo, vedi quando McDonald. Aspetta, già dice una cosa di Elmas De Bruyne. Bravo Juan. E da quando è entrato De Bruyne, Elmas deve fare una partita completamente diversa, deve muoversi in base a quello che fa De Bruyne e dove va,
senza stare largo come Alisson, ma sempre più al centro, perché a volte deve andare a destra. Bello il calcio se lo guardi con i dettagli così. Se viene sulle gol godi solo a metà, secondo me. Vieni perché il partito in lancio su Højlund, subito c'è l'azione codificata. Atta il fallo no, ma è giusto, Piccioncino, bravo, cioè devono arrivare. Ah no, è Kabasele, qual è Atta? Finalmente è arrivato, graziato nel primo tempo. Ti riconte che chiede il rosso addirittura. Oriali, che bellezza, fatemi telefonare a Oriali. Check in progress. No, è solo con la vostra presenza. Sì, secondo me ci può stare. Lo rivediamo perché non esiste proprio, anche basta. No, è chiaro. Ma hai ragione. E non c'è dubbio. A palla lontana, un calcio sulle gambe per farlo cadere senza che non stai giocando il pallone è condotta violenta. Come Hit commette una violenza. Vabbè, condotta violenta. Ma va bene, poi lavoriamo sul linguaggio. Pronto? Ma io, è inutile che vi ingrippate, forte, non forte, basta l'intenzione del fallo. Politavo, signaisse, ma abbassi il collo. Politalto, prestazione dominante di Højlund. Eccolo! Fuori gioco, non si scrive. Aiuta vuoto, mamma mia! Devi solo stare attento, sei in 10 contro 1, devi solo stare attento ai calci piazzati, perché solo là. Bravo Guti. Oh, Guangelo, la potevi lasciare, che hai fatto? Maronna mia, era una partita perfetta. No! Bravi, cioè male loro, bravi. Aiutatela Højlund, sono solo contro 2. Se ne va! Mamma mia che bellezza! Mamma mia che meraviglia! Che meraviglia! Scotti! Che ti magna, questo è un Højlund in versione Ronaldo il fenomeno. Højlund il fenomeno. Gliel'ha data un po' dietro, cioè è un pochino come un po' troppo laterale, non gli è andata sul piede, che Scott ha dovuto fare un movimento per arrivarci di sinistra, insomma, analisi tattica. Meret, brutto rilancio. Dai. Fallo, il fallo, Kevin. Lo fa Juan Jesus. Vabbè, standing ovation, stadio in piedi. Bravo McTominay, perché Højlund era in fuorigioco. Polità. Polità, stai tirando Usigna per forza. Stai tirando anche quando non è il caso. No, stai stanco e solo lei se ne va. Bravo Kevin. Tierrez quasi con la punta. Polità, sta palla a Kevin lo vuoi proprio far stirare. Continui, sì. Oriali come bello, ma veramente, ma bellissimo. Hai detto una. We gotta leave, we have to leave. Buxa tua buxi. Stati attenti. Vedi che non li mette per forza a piedi invertiti, è rimasto Gutierrez a sinistra e Mazzocchi a destra. Non per forza, a volte sono scelte in base agli avversari, dovete capire. Bravo Gilmour, è entrato bene proprio. Why not? It's very nice. You can even take the iPad out and just use the cover. Occhio di l'occhio, che Atta è sgusciante, bravo Di Lorenzo, bravo Contini, di cui si dice un gran bene. No, Anto, ma giustamente, è che le 5 sono le sostituzioni. Lo so che pure Anghissà volevi fare Vergara, però Vergara avrà le sue opportunità l'anno prossimo, così. Anghissà, ma capì, se lo salutiamo. Sì, quelle 5 sono, che hai fatto Kevin per necessità, Lobot che è uscito per necessità, Gilmour, così. JJ hai fatto un bel gesto, Contini un bel gesto, anche Mazzocchi. Ma sì, ma che t'ha narice. Non ti preoccupare, è finita, cioè continueranno a parlare. Aspetta un attimo che sta segnando. Bravo Gilmour. Non ce l'ha rata Mazzocchi. Ma vabbè, mi spiace. Scott però, arriva Kevin però. Bravo, non c'è bisogno di forzare. Abbi bontà, Serve la tazza di Scott per registrare il video. Il commento a caldo. Mancano 2 minuti, sto pure facendo la reaction che vi arriva domani, perché devo devo accogliere, aggrapparmi a un aereo. Vorrei guardarmi questa cosa, ma devo andare, devo farvi anche la reaction. Lasciate i like, 3500 like, perché poi vi andate a vedere il resto del video.